Bene, un buongiorno a tutti. Oggi abbiamo il privilegio di presentare ufficialmente qui in sede del Consiglio regionale del Veneto la prima edizione del concorso Miel di Croda, concorso di mieli delle Alpi e Prealpi Veneti, un'iniziativa che è molto più di un semplice premio e, se vogliamo, è un manifesto di civiltà e di futuro. Quando parliamo di miele non stiamo celebrando solo un prodotto nobile e antico, parliamo di un presidio culturale, ambientale e simbolico che racchiude in sé il legame profondo tra uomo e natura. L'apicoltura è la più alta forma di dialogo con l'ambiente. Le api, instancabili e silenziose, sono sentinelle della biodiversità e testimoni del nostro equilibrio ecologico. Senza di loro, molte specie vegetali e di conseguenza la nostra stessa agricoltura non avrebbe un futuro. Ecco perché questo concorso non è solo una vetrina d'eccellenza, ma è un atto di tutela e di riconoscenza. Valorizza chi, in condizioni spesso difficili come quelle dell'apicoltura montana, lavora con dedizione per produrre un miele che non ha uguali. Miele di altitudine, miele di roccia, come suggerisce il nome Croda, miele che racconta con ogni cristallo dorato un pezzo del paesaggio alpino. Dalla Marmolada alle Trecime, passando per le Tofane e il Cristallo, i premi assegnati porteranno i nomi delle vette più amate delle Dolomiti, quasi a suggellare un patto simbolico tra natura e cultura. Perché produrre miele oggi in quota non è solo un mestiere, è una scelta. È una forma di resistenza contro l'abbandono delle terre alte, contro l'omologazione del gusto, contro l'agricoltura intensiva che devasta l'equilibrio naturale. Io voglio ringraziare a nome del Consiglio regionale appunto l'Associazione Apicoltori del Veneto per aver ideato e promosso questa manifestazione. Un'associazione cresciuta negli anni con intelligenza e passione che oggi rappresenta 3.000 soci, 35.000 alveari, una rete viva che unisce montagna, pianura e anche città, dove si fanno formazione e assistenza tecnica, educazione nelle scuole, tutela ambientale. È un'eccellenza che il Veneto deve riconoscere e valorizzare. Dal miele alla salvaguardia dell'ambiente è stato scritto, e questa è la chiave, perché un cucchiaio di miele può racchiudere un intero ecosistema, può raccontare la fioritura dei prati alpini, la fatica di salire in quota, il lavoro artigianale di chi smiela e confeziona con rispetto, e allo stesso tempo può parlare di futuro, quello dei nostri figli che nei laboratori didattici di Vicenza, Marostica o Verona scoprono che dalle api dipende il mondo. Non è un caso se oggi, di fronte ai cambiamenti climatici, alla riduzione delle popolazioni di impollinatori, all'uso eccessivo di pesticidi, l'apicoltura diventa un presidio strategico. È una pratica che ci interroga sul nostro modello di sviluppo, sul senso di comunità, sulla giustizia ecologica. E su questi temi il Veneto vuole essere in prima fila. Per questo Miel di Croda non è un semplice concorso, è un segnale, è un invito a scegliere la qualità e a riscoprire la montagna e sostenere chi vi lavora. È un modo concreto per dire che non ci può essere un'economia senza ecologia, né tradizione senza innovazione. E allora premiamo sì il miglior miele, ma insieme premiamo la coerenza, la fatica, il rispetto, in una parola la bellezza. Grazie a tutti voi e lunga vita alle api, alle mani di chi accudiscono e tutti coloro che sanno riconoscerne il valore. Un grazie va a Gerardo Meridio che veramente sta gestendo e facendo lavorare l'Associazione Apicoltori Veneti con lungimiranza e anche con iniziative che, ripeto, portano alla luce del grande pubblico la delicatezza e l'importanza dell'apicoltura e di chi lavora duramente appunto per produrre miele, ma soprattutto per accudire le api che sono, ripeto, un presidio di biodiversità unico. Quindi cedo la parola al Presidente Gerardo Meridio. Prego. Grazie Presidente Zambetti. Io un ringraziamento particolare al Presidente Zambetti perché la Regione e il Consiglio regionale ci è sempre stato vicino come associazione in tutte le nostre iniziative. È diventato ormai un grande esperto dell'apicoltura anche Roberto Zambetti.
e apicoltura che noi cerchiamo di portare al vasto pubblico non solo per i prodotti che ci regalano le api, ma per far conoscere la loro importanza nell'ecosistema, nella biodiversità e l'importanza fondamentale che questo piccolo insetto ha per l'uomo. Un insetto che però è in difficoltà. Io do questo dato, quest'anno noi abbiamo avuto nel Veneto una moria di circa il 30% degli alveari, legati non solo a un problema di pesticidi, della desertificazione del nostro territorio fatto di vastissime monoculture, ma questa volta è legato a problemi climatici. È legato all'andamento che abbiamo avuto nello scorso anno e quindi a virus e a malattie e purtroppo anche a morte per fame. Quindi oggi veramente l'apicoltore è quello che garantisce la sopravvivenza di questo piccolo insetto che è fondamentale per noi. Senza l'apicoltore rischiamo che la moria sarebbe stata molto più alta e quindi tutte le conseguenze di cui parlava il Presidente Zambetti le avremmo vissute concretamente. Ecco perché vogliamo far conoscere attraverso questi prodotti che con grande difficoltà si riescono a realizzare soprattutto nei territori montani. Ecco perché vogliamo farli conoscere al nostro pubblico, ai cittadini non solo veneti ma di tutta Italia. Sono degli elementi fondamentali, sono anche dei mieli particolarissimi e noi abbiamo la fortuna di vivere in una regione che dal mare alla montagna ha tantissime tipologie di mieli. Rispetto a quello che ci sta invadendo, che è il miele falso, che purtroppo spesso troviamo in qualche supermercato, ecco che promuovere i mieli veneti, i mieli veri, i mieli fatti con grande difficoltà in montagna è un modo per aiutare gli apicoltori, questo insetto, e far conoscere il grande lavoro che c'è anche dietro a questi mieli. È per questo che io chiamerei Daniela Begnini, che è la mia vicepresidente ed è la responsabile tecnica del concorso, per illustrare i dettagli di questo concorso che partirà a giorni, raccoglieremo i campioni nel mese di giugno, ma lascio a Daniela la spiegazione di questo. Grazie al Presidente Meridio, soprattutto grazie al Presidente Ciambetti per averci dato questa possibilità di presentare il concorso. Oltre al miele falso della Cina, qualche giorno fa è stata annunciata la nascita di un nuovo miele senza api, prodotto interamente in un laboratorio di biotecnologie. L'obiettivo dichiarato è quello di proporre un'alternativa più sostenibile rispetto al miele vero. Ma può davvero questo prodotto competere con il miele prodotto dalle api? Il concorso Miel della Croda è un concorso nato non solo per tutelare e promuovere la cultura apistica, un'apicoltura difficile come quella montana, che comunque garantisce la tutela della biodiversità e la crescita delle piante, ma anche vuole tutelare la storia, l'ecologia e la nostra stessa idea di cibo. Il concorso, riconosciuto dall'Albo degli esperti in analisi sensoriale del miele, è aperto a tutti, soci e non soci dell'Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, ed è aperto anche agli apicoltori amatoriali o professionisti che producono miele nella regione Veneto sopra i 600 metri di altitudine. Partecipare è semplice, basta seguire le indicazioni riportate sul sito dell'associazione e consegnare i campioni di miele presso i nostri centri di Verona, Vicenza, Treviso e Belluno. Il miele sarà in un primo momento analizzato in un laboratorio e in un secondo momento sarà sottoposto ad una giuria di esperti in analisi sensoriale del miele per la valutazione organolettica. Per quanto riguarda i mieli millefiori, poi saranno valutati anche da una giuria di consumatori. Saranno conferiti attestati di qualità a tutti i mieli che soddisfano i massimi standard qualitativi organolettici, chimici fisici e melissopalinologici, secondo i criteri che seguono:
Sarà assegnato il premio Marmolada per il miele uniflorale di ciascuna categoria che avrà ottenuto il punteggio più elevato. Poi avremo il premio Tofane per i secondi classificati, il premio Tre Cime di Lavaredo per il terzo classificato, il premio Cristallo per i primi 3 mieli classificati nella categoria Millefiori ed infine un premio speciale, il premio Enrosadira, che verrà assegnato ai migliori mieli rari di montagna. Quindi invitiamo tutti gli apicoltori a partecipare, ad unirsi a noi nella difesa della cultura apistica e soprattutto dei prodotti di qualità italiani e veneti. Grazie. Grazie a voi, perché veramente anche questa possibilità che viene data specialmente agli amatori, a chi lo fa esclusivamente per passione o con piccole quantità, la possibilità di confrontarsi anche con chi magari è un po' più attrezzato, è un po' più diciamo proiettato a operazioni commerciali, va proprio verso quell'obiettivo che dicevo prima, riuscire a valorizzare e a riconoscere chi con fatica in zone appunto non sempre semplici anche per il clima, e sappiamo quanto delicate sono le api, specialmente in certi periodi dell'anno, lo fa, ripeto, in posti che non è semplice neanche per chi ha la passione dell'apicoltura. Quindi veramente complimenti all'associazione e all'apertura data a tutti chi si occupa di apicoltura in Veneto per provare a confrontarsi, e magari anche poi mi auguro che alla fine del concorso ci sia un debriefing anche per scambiare buone pratiche e per riuscire a dare consigli o mettere e incentivare anche chi magari vuole approcciarsi all'apicoltura in maniera, ripeto, anche da passione più che da commercio. Quindi veramente complimenti all'associazione e penso che sarà un successo già la prima edizione del concorso, e spero che ce ne siano molte altre negli anni a venire. Grazie.